Professore, com'è nata questa candidatura? Ma nasce da diversi padri, diverse madri. C'è il desiderio, innanzitutto da parte mia, di dare qualche cosa alla città, nasce da un senso di incertezza amministrativa della città, di tanti amici che mi hanno chiesto di entrare in questo gioco, l'insoddisfazione per l'amministrazione attuale. Scrittore, filosofo, giornalista, opinionista televisivo, ordinario di filosofia teoretica all'Università di Padova ed estetica all'Università di Milano, dove è stato anche presidente dell'Accademia di Belle Arti di Brera e assessore alla cultura, Stefano Zecchi, veneziano doc, si candida a sindaco della sua città col Partito dei Veneti per le prossime elezioni comunali. La sfida è quella di rimettere in una relazione virtuosa Venezia è maestra, Venezia è la terraferma, fare di Venezia una capitale europea e fare di Mestre la City di questa capitale europea, una Greater London, come in fondo è ormai in tutta Europa quando abbiamo delle realtà urbane complesse e diverse. L'ultimo impegno politico di Stefano Zecchi in Laguna è stato a sostegno del referendum per la creazione di due amministrazioni ad hoc a Venezia e Mestre, in uno schieramento trasversale che in quell'occasione comprendeva forze di quasi tutti i partiti. Io penso che ci debba essere per amministrare una città importante come questa una visione di sviluppo, cioè liberarsi dalla contingenza dei problemi e vedere come invece attraverso una visione tu hai la possibilità di comprendere le questioni importanti per la vita della città, la casa, il lavoro, la possibilità di ritrovare un'anima della città che non c'è, purtroppo è mancata.